Allora, come siamo messi? Siamo puntualissimi. Adesso cominciamo e spero che tutto vada per il vostro divertimento. Perfetto. Buongiorno ragazzi. Ma vi sembra questo il modo di salutare? Ma non perdiamo tempo. Iniziamo la lezione. Oggi guarderemo il famoso personaggio storico, Archimede. Archimede non è un personaggio storico, è un personaggio dei fumetti. Come? Lo sapete chi era Archimede? Chi era Archimede? Provate a pensare. Era un mafioso? Era forse un papa? Ci sono, era il primo re di... Ma no, era un rivoluzionario. Ce lo dica lei, però. Ma lo sapevate almeno che il primo computer si chiamava Archimede? Sì, certo! Allora cominciamo. Archimede era nato a Siracusa. E allora era siciliano come il commissario di Calvano? Non proprio. Siracusa a quel tempo era una colonia greca. Archimede era il più grande inventore dell'antichità. Molti degli strumenti che noi oggi usiamo sono stati inventati proprio da lui. Come è vissuto? Beh ragazzi, non è che si sappia molto di come si è vissuto tanto tempo fa. Non abbiamo notizie certe della sua vita. Scrivete. Titolo. La vita di Archimede. La vita di chi? Dov'è la testa? Di Archimede. È l'onore che stiamo parlando. Allora, ricominciamo. Archimede parte a Siracusa nel 287 a.C. Scrivi tu. Il suo nome è legato a fondamentali studi sull'idrostatica. Idro che? L'idrostatica riguarda l'equilibrio nei liquidi, poi il suo nome è legato alla geometria. Vi ricordate vero cos'è la geometria? Calcolo delle aree, dei volumi, concetto di greco. Entrato a Siracusa si applicò ai suoi studi di fisica, geometria, matematica, ottica e astronomia. Piano piano, non siamo così veloci. Siete delle lumache. Egli si occupò della quadratura del cerchio e venne capo di tutti i matematici del tempo. Ma non avevano niente di meglio da fare. È passata la storia per il calcolo dell'area del cerchio, del volume della sfera e del valore del pi greco. Di che però? Pi greco. Il padre e figlia, molto stupito dall'intelligenza del figlio, decise di presentarlo a leggere ogni secondo. Lo ottenne sempre in grande considerazione. Non riuscirai mai a farmi conoscere se fai delle lezioni così pallose. Devi essere più coinvolgente, affascinante, divertente. Vuoi che ti faccia un esempio? Le cose che scoprirò, questo viaggio ci porterà nella mia epoca, vagando per il tempo, tante scoperte ho fatto, di cosa poi io ti aprirò.
affari pendenti. Buongiorno ragazzi, la vostra professoressa mi ha chiesto di parlarvi di un grande scienziato, Archimede. Cominceremo col principio che da lui prende nome, che regola il galleggiamento del corpo nei fluidi, e enunciamo: un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto, pari al tetto volume di fluido spostato. Enunciare. Fluido che sta dicendo? C'è qualcosa che non va? Qualcuno vuole essere cacciato fuori? Non facciamoci riconoscere, dopo facciamo i conti. Professore, forse è meglio che iniziamo filmato con questi ragazzi. Ho già preparato il mio finitore. Cominciamo a partire. Ah, sì, sono molto bello. Ma mi serve qualcosa che mi faccia sentire ancora più bello. Ho trovato. Ho bisogno di una corona. Valide? Valide? Caro padre, pare che non c'è, desideri? Chiamami l'orafo. Ho bisogno di lui. L'orafo, padre, vado subito a chiamarlo e vado a dirlo anche alla mamma e a mia sorella di Marasla. Ho deciso. Userò queste 53 monete d'oro. Padre, ho pensato di chiamare la madre e mia sorella di Marasla. Se mi faccio una corona, la vorranno anche loro. Meglio dire che mi serve una corona per la statua di Zeus olimpico. Vieni anche tu, Demarata. Qui tutte vicino a me. Ho una sorpresa per voi. Eccomi, signore, desidera da me. E ho bisogno che tu mi faccia una corona. Ma come la vuole, signore? D'oro, d'argento, con perle, con diamanti, antica o minima? Come? Farai una corona sacra per la statua di Zeus olimpico. La voglio a forma di rami intrecciati e d'oro, solo d'oro purissimo. Prendi queste 53 monete d'oro, fondile e usale tutte per la corona. Guarda che la voglio massiccia e vistosa. Come vuole lei, signore? Non si ripentirà. Adesso lo prego, i soldi me li tengo per me. Bravo, amico mio, sei un uomo buono e religioso. A Rodi ti sono ancora riconoscenti per gli aiuti che mi hai mandato dopo il terremoto. Ragazze, andiamo,
vostro padre non governare. Ciao papi, bacetto. Apri, proprio una bella storia. Alcuni giorni dopo, Lora fu al tornacorte con la corona. Ecco, questa è la corona che voleva questa è la corona che voleva come la desiderava. Bene, anzi, benissimo. Quanto mi viene a costare questa corona? Beh, vede, è un prodotto di eccezionale qualità. L'ho fatto con cura estrema. Beh, vede, visto che l'oro me l'ha dato lei, può venire solo a costare 530 grammi. Beh, dai, i soldi non sono mica un problema per me. Paride! Paride! Oh, Paride! Caro padre, non c'è, desideri? Paga il nostro orfano, che ha fatto proprio un bel lavoro. Me la voglio godere un bel po'. Poi la metterò sul capoccione della statua senza di. Non mi avrà mica ingannato. Mi sembra troppo leggera questa corona. Non sarà forse tutta d'oro, ma ho qualche dubbio. Paride! Paride! Caro padre, non c'è, desideri? Chiamami Archimede, lo voglio qua subito. Oh Archimede mio, ho la sensazione che il mio orafo mi abbia ingannato. Ingannato, mio signore? Sì, questa corona è troppo leggera. Non credo che abbia usato tutte le 5.000 monete d'oro che le avevo dato. Ok, datemi un po' di tempo. 2 giorni ti dovranno bastare. Eschilo, portami dell'acqua calda, si gela! Padrone, è riuscito a risolvere il problema della corona della Girone? Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, quasi quasi mi faccio uno shampoo, una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Uno shampoo? Sì, un shampoo. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda, Giusta! giusta. Shampoo
mamma enorme, una mamma in bianco. Ho trovato la soluzione. Dimmi, sono tutto orecchi. Prima di tutto mandate Fido Paride a chiamare l'orco. Paride! Caro padre, Paride non c'è. Desideri? Chiamami l'orco. Ho bisogno di lui. L'orco, padre, vado subito a chiamarlo e vado a dirlo anche alla mamma e mia sorella di Marabra. Allora, stavo facendo il bagno e più mi immergevo, più l'acqua saliva. Ho capito come fare per scoprire se la corona è d'oro. Allora spiegami a chiarezza possibilmente, tanto che quando tu mi spieghi qualcosa io non capisco un niente. Adesso farò luce su tutti i vostri dubbi, ma prima mi dovete prestare 53 monete d'oro come quelle che avete dato all'orco. Per un'immagine. Professoressa, possiamo fare merenda? Sì, c'è ricreazione. Abbiamo fame. No, niente merenda. Questo è un momento cruciale. Vi sarà spiegato il principio di Archimede. Il noto principio dell'Archimede è stato così formulato. Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso di volume di fluido spostato. Scusi professore, a me sembra che la stiano seguendo, sa? Questi li ho già inquadrati, non verranno mai all'università, quindi stia al gioco, facciamo presto e anche se non capiscono. Chi se ne ricorda? Ho cose più importanti da fare, io. Tutti possono capire. Basta saperglielo spiegare, magari con un esperimento. Il peso specifico è il rapporto tra il peso e il volume di una sostanza. Il peso specifico dell'oro è 9,50 grammi su centimetro cubo. Quello dell'argento è 10,50 grammi su centimetro cubo. Questo vuol dire che un ovetto d'oro dello stesso volume di quello d'argento peserà di più. Ma vuol dire anche che per avere lo stesso peso il cubetto d'argento deve avere un volume maggiore, insomma deve essere più grande. Se prendo lo stesso peso, quello d'argento, insomma, è più grande. Ma che succede se li mergiamo? Allora, tu che sei tanto brava, sai perché? Veramente lo so. Il più grande sembra pesare meno in acqua. Allora c'è qualcosa
una bellissima, fantasticissima lezione di Archimede, di fisica. Parchi, proprio una messa in tema. Posso cominciare allora? Smetto? Dica tutto, signore, sono qua per servirla. Posso cominciare allora? Metto su questo piatto della bilancia 53 monete d'oro, come quelle che avete ricevuto da Re Gerone. Sull'altro metto la corona. Come vedete, la bilancia sarà in equilibrio. Ma vediamo se... Certo che li ho usati tutti. Sono un orafo onesto io. Mica sono scemo. Sono stato ben attento di mettere lo stesso peso in argento. Ma vediamo se la bilancia sarà in equilibrio anche dopo aver rimersi. Con tutte le sue moine. E adesso, Ragione, come pensate voi di convincarmi? Lo decapiterete? Lo farete torturare? Lo getterete in macello per i prossimi giorni? Furfante! Mi ha ingannato! No, non è Guardate! Prendetelo! Prendetelo! Via! Portatelo via! Non lo vuole più vedere! Che confusione c'è a Siracusa? Per forza, i romani ci invaderanno e noi dobbiamo costruire un muro. Vogliono che costruiamo un muro di difesa di 27 km e in pochi giorni, e qui siamo solo in 2. E poi questi matti sono veramente grandi. No! Ma cosa fai? Vai a chiamare aiuto? Sì, giusto! Ragione! Abbiamo bisogno di aiuto! Che osa disturbarmi? Gerone, abbiamo un grosso problema. Un mio compagno è rimasto schiacciato sotto al masso. Perché? E io non riesco a tirarlo fuori. Per Giove! Sbarra! È morto! No, è mezzo fracassato, ma è ancora vivo. Aiuto! Anche se non è molto. Gerone, se non troviamo una soluzione alla sfera. Questo ci lascia la pelle. Ho visto un soldato sotto un masso. Non riusciamo a tirarlo fuori e se continua così ci romperà i timpani. Va bene, vediamo. Inventerò qualcosa. Cerca di sbrigarti, altrimenti ci lasciamo la pelle anche noi. Perché? Perché se non finiamo la muraglia in tempo, i romani ci invaderanno. Ok. Basterà! Eureka! Basterà utilizzare le leve. Datemi un bastone, presto! Scusi, maestro, lo so che lei è intelligente, ma che cavolo fa? Sto cercando di salvare questo poveraccio. Con un bastone? Grazie Archimede, senza di te sarei morto impiccicato. È stato un gioco da ragazzi. Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo! Metti in pausa, aspetta.
La leva, ragazzi, è una semplice macchina che consiste in un'asta rigida che ruota attorno ad un punto fisso detto fulcro. Pinza, leva, fulcro. Schiaccianoci, leva, fulcro. Carucola, fulcro. Forbice, fulcro, leva. Apribottiglie, fulcro, leva. Sono tutte leve. Anche nel corpo umano ci sono delle leve vincenti. Nel nostro braccio, nel nostro piede e nel nostro collo. Mia faraona è arrivata per voi dalla lontana Siracusa, il famoso Archimede e con gli ambasciatori di Re Gerone. Archimede? Ma chi è questo? Uno stilista? Un chirurgo plastico? Si narra che abbia sollevato pesi enormi con l'utilizzo di un bastone e che abbia reso invincibile il regno di Re Gerone. Fatelo entrare. Mie mangi, regina, la vostra bellezza supera di gran lunga la vostra fama. Vengo da lontano per conoscere il vostro paese e portarvi in dono una nave da me ideata e perfezionata. L'ho chiamata Siracusia, in onore della città da cui provengo. Sono onorata di avervi a corte e oggi io stessa personalmente vi accompagnerò per un giro sul fiume Sacro. Poveri questi contadini, costretti a fare questo misero lavoro. Non puoi fare qualcosa? Ma dai, non preoccuparti, saranno abituati. Sono solo schiavi, ne abbiamo tanti. Pensa anche alla povera gente. Vedrai quante belle lezioni e magari ti
almeno a compensare l'altezza dell'angolo, la quadratura del centro. Puoi mettere? Che fatica, è veramente pesante. Che caldo! Devo rinfrescarmi il cervello. Datemi un po' di acqua. Fatelo prendere da solo, visto che sei fatto il video. Che insolito! Cosa ci farà mai a sollevare un secchio d'acqua? Che fatica! È veramente pesante. Eschi ha ragione. Devo inventare qualcosa. Fermi tutti! Uno dei più grandi problemi dell'antichità fu quello di far salire l'acqua dei pozzi. Ad Archimede venne attribuita l'invenzione di un'ingegnosa macchina che permetteva di sollevare l'acqua con facilità. La vita d'Archimede detta anche coppia. Sì, ma però, cioè, si faccia capire, io non ho afferrato niente. Questo strumento l'ho realizzato io, copiando quello ideato da Archimede, però in versione più moderna. È costituito da un tubo su cui è avvolto un altro tubo di gomma. Serviva per trasportare l'acqua da un livello più basso a un livello più alto azionando una manovella. Infatti possiamo vedere acqua. Ma l'invenzione è fantastica, sarà sicuramente un aiuto per i contadini. Senza fine, trascini l'atmosfera. Basta con questo video frivolo! Passiamo alle cose serie. Dunque, Archimede si è dedicato anche allo studio dell'equilibrio dei corpi. Ha definito il baricentro, punto ideale d'applicazione della forza. Paralo, ricomincia. Ma bro, pietà, siamo tutti. Forse, se provassero a coordinare i baricentri di qualche figura geometrica, se provassero da punti da piombo, se ne vinebbero di meno. Facciamo ripartire la prima. Non è possibile, spolvaremo dalla vita statale e ogni volta che scapussemo si mancheva nuova. Hanno usato per dare la pazienza. Dovarissimo scambiarsi i ruoli, noi altri un co' inventeremo e non cave scarpie. Figuremo se non devono fare niente di utile, quella. Allora, miei cari, mi sento brontolare come al solito. Per forza però, per forza, hanno fermato tutti i lasci strapanti da terra. Ad esempio, a cosa serve questo? Ma come? Dopo tanti anni miei servigi non avete imparato niente? Per forza però, per forza. Lui passa tutto il suo tempo sereno in studio. Figuremo se trovo fianchino di tempo per spiegarne qualche sua scoperta. Bene, se avete così, cominciamo subito. No, questo io lo so, spiego io. Va bene. Il baricentro è il punto ideale. Una volta trovato, ti permette di mettere in equilibrio un corpo. Sta qui. No, qui. Il filo a piombo è lo strumento essenziale per mettere in equilibrio un corpo. Per incriminare il baricentro in corpo. La perpendicolare deve cadere sulla base del corpo. Così. Oh, il
Vi ho spiegato uno dei principi fondamentali della scienza. Chi più serve, manta deve, manco e viene gatto. Sì, però, e Maltestina ne viene altre quando spostiamo certi tafanai del parco. Ora lasciatemi riposare. Devo inventare qualcos'altro. Se scruppiacciolo per la baricoccola. Posso dire tutte queste vari che buone e neanche tonde. Potremmo via tutto senza credere in cosa. Cosa state facendo? Ciaro. Ciao, non ti sarei morta, chi potrebbe che interessa di tutte queste tue invenzioni? Ah, questo mi piace. Questo è il mio campo e lo spiego io. Prima dicevi che bisognava farmi vedere un video perché sono scemi e adesso addirittura vuoi fargli capire l'importanza della scoperta dei solidi Archimedei? Un conto è che parlo io, un conto è che parlo io, non ti pare? Sì! Ai greci antichi, i greci, che non avevano niente di meglio da fare, si divertivano a costruire un secolo e un dato sull'altro, aveva cominciato Platone. Sì, Platone. Lui sì che era un grande. Aveva cominciato a costruire figure geometriche solide che avevano capace poligoni e regolari di tutti i congruenti. Il cubo è più conosciuto, di cosa è più migliorato? Archimede doveva fare di più, doveva essere più figo. Brava! I miei sorriso sono geometrici, con facce regolari ma sottili. Sul giochetto si sono divertiti a svilupparlo fino ai giorni nostri e finora i loro modi irregolari si riconoscono archi, passi nel solito. Ma questo è come un pallone da calcio. È strano però. Di che cosa hai fatto? A quell'epoca si usava, oltre al cuoio, anche l'ortoriale delle mani. A giudicare dal colore della vista, potrebbe essere fatta anche con un nome di maiale. Dio, che schifo!
delle navi romane. Magari si potessero bruciare anche i tiranni. Anelli, vivoli e spilloni, per i vostri pitoni. Venite, venite, giochi per bambini. Povero marito mio, stai vedendo qualcosa? Ricordati che a casa bisogna comprare la pagnotta. Tieni, ti ho portato qualcosa da mangiare. Sempre a lamentarti, moglie mia, ma io sono qui a lavorare e tu invece... Guarda, guarda, quello è Archimede. Sì, e c'è anche il tuo separato servitore Essilo, vengono proprio da questa parte. Archimede, ma questi giocattoli non sono modelli della tua invenzione? Sì, assomigliano proprio alla mia invenzione, la catapulta. Ma era il mio, dove pensi? Ma no, i bambini si divertono, a loro piacciono tanto. Ma come funzionano? Si può provare? Ma dai, non fare il bambino. Lo sai benissimo. Voi pensate che questo sia il gioco, invece, grazie a questa invenzione, stiamo riuscendo ai dettagli delle mani. Ma come avete fatto? Non è difficile, in realtà queste catapulte sono molto più grandi e riescono a scagliare sulle navi dei sassi enormi. Essi sfruttano il principio di conservazione dell'energia. Tiro la corda, metto un sasso, la rilascio e il sasso viene sparito. Scusi, me la può prendere? Voglio usarla per lanciare le palline nella prossima mentre spiego. Solo ci fate, io vi brucio con le rispette storie. Lo storico greco Plutarco racconta che Archimede, tutto impegnato nelle sue dimostrazioni, si sarebbe rifiutato di seguire il soldato che gli intimava di seguirlo dal console Marcello perché prima voleva finire il suo lavoro. Legionario, portami Archimede, lo voglio qui vivo. Bene, signore, vado subito a prenderlo. Vivo o morto? No, vivo, mi raccomando, vivo. Ci serviranno le sue magnifiche idee. Archimede, ci ho soldato una mano, non sono riuscito a fermarlo. No, non ora, sono troppo impegnato. In nome di Marcello, ti ordino di seguirmi. Non ti permettere di parlarmi in questo modo. Se non mi seguirai, sarò costretto ad ucciderti. Lasciami ai miei studi. No, Paron, parentemi Paron, passo passami senza Paron. Aspetti, vieni qua, mi porto il Paron. Prendi i miei studi, conservali, la sfera circoscritta, la voglio sulla mia... No! Secondo un'altra versione, alcuni soldati avrebbero incontrato Archimede mentre portava a Marcello alcuni strumenti scientifici e una cassetta per fargli di vedere. I soldati, pensando che la cassetta contenesse oro, lo avrebbero ucciso per impadronirsene. Chi sei? Ma come? Non mi riconosci? Io sono il grande Archimede.
Anni dopo, Cicerone trova la tomba di Archimede. Terenzia, l'ho trovata! L'ho trovata! La tomba! Di Archimede! E come fai a sapere che è proprio la tomba? Beh, guarda, prima di morire Archimede stava disegnando proprio queste due cose, la sfera e il cilindro. La sfera è il momento di puntata storica.